tutti, ben ritrovati sul canale YouTube della Biblioteca Provinciale Claudio Auguste di Bolzano. Un nuovo appuntamento con un nuovo libro. Questa volta abbiamo con noi Roberta Tosi, una grande esperta di storia dell'arte e una grande comunicatrice di storia dell'arte, che ci presenterà un libro dedicato a Jacopo Robusti, o meglio noto con lo pseudonimo di Tintoretto. Questo libro narrerà, racconterà, sarà in grado di spiegarci, di illustrarci a mo' di guida tutte le gallerie, i musei e anche le collezioni private che in questi anni in Italia hanno valorizzato e possono mettere in esposizione opere del Tintoretto. Una cosa simile l'abbiamo vista precedentemente, curata anche da Raul Melotto e dedicata alla grande artista Artemisia Gentileschi. Come nostra consuetudine accompagneremo questa presentazione dedicata a Tintoretto a cura di Roberta Tosi con una bibliografia per approfondire alcuni argomenti, alcune curiosità di titoli tratti dalla nostra offerta digitale su BiblioWeb. Colgo anche l'occasione per ricordarvi che dal 18 maggio la biblioteca riaprirà con un servizio ridotto semplicemente al prestito e alla restituzione. Per il prestito occorrerà prenotare i libri e questo potrà avvenire dalle 9 alle 12 ogni giorno telefonicamente allo 0471 26 4444 oppure direttamente dal catalogo online o con una mail all'indirizzo info@bpi.claudiaugusta.it anche in altre fasce orarie. La biblioteca, come altri servizi del Centro Trevi, saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 con orario continuato e si entrerà dall'entrata del Centro Trevi in via Cappuccini 28, solo ed esclusivamente per ritirare i libri prenotati e per restituire quelli scaduti. Nel frattempo vi auguro ancora buona salute, un arrivederci a presto e buona lettura. Verso la prima metà dell'Ottocento, un giovane storico dell'arte che rispondeva al nome di John Ruskin si recò a Venezia. Non era la prima volta che compiva quel viaggio, ma per la prima volta forse si rese conto di avere a che fare con un artista che non aveva considerato a sufficienza. Ne rimase talmente travolto, talmente stupito, che scriverà al padre questa missiva. «Ho avuto oggi un tale sorso di quadri da esserne affogato. Non sono mai stato schiacciato fino a terra da nessun intelletto umano come oggi davanti al Tintoretto. Prendi, ti prego, il mio elenco dei pittori e mettilo in cima a tutti nel campo dell'arte, con una gran riga nera sotto per distinguerlo da tutti gli altri». Ecco, i toni entusiastici di John Ruskin non rimasero inascoltati. Furono poi molti nel corso del tempo gli studiosi e gli storici dell'arte che si recarono a Venezia apposta per scoprire le opere di questo artista così prolifico, che aveva lasciato nella sua città un'infinità di opere, con un'infinità di soggetti, da quelli sacri, biblici, profani, con un'inventiva, un'energia e un pathos davvero stupefacenti. Il suo nome era appunto Jacopo Robusti, ma era conosciuto da tutti come il Tintoretto. Tintoretto nasce appunto nella città lagunare nel 1519 e vi trascorrerà tutta la sua vita fino al 1594. Un secolo, il Cinquecento, che aveva già visto dei giganti dell'arte lasciare dei capolavori incredibili, pensiamo solo a Michelangelo e alla sua Cappella Sistina, ma Tiziano stesso nella città lagunare aveva già lasciato la sua Assunta presso la chiesa dei Frari. L'anno in cui nasce Tintoretto è l'anno in cui morirà Leonardo. L'anno seguente sarà invece la volta di Raffaello. Pensate dunque a questo panorama così variegato, articolato, così ricco come appunto quello cinquecentesco, nel quale si viene a inserire l'opera di un artista come Tintoretto, che vorrà imporre, vorrà farsi spazio all'interno di questi giganti dell'arte con il proprio linguaggio così singolare, così particolare. Tintoretto nasce infatti
in una famiglia di tintori, da cui appunto l'appellativo che lo accompagnerà tutta la vita. Il padre faceva il tintore di panni e di sete, ma non sarà destino del giovane Jacopo quello di prendere le redini della bottega del padre. Infatti, vedendo le sue doti precoci, il padre lo metterà presso un'altra bottega, come era uso all'epoca, ossia la bottega di uno dei più rinomati pittori della città lagunare, il cadorino Tiziano Vecellio. Qui si racconta che Jacopo, posto appunto a bottega da Tiziano, fece subito mostra delle sue capacità e per questo il più anziano maestro lo cacciò di bottega dopo un brevissimo periodo di apprendistato, quasi temendo che un giorno questo giovane precoce artista avrebbe potuto soppiantare in qualche modo il suo nome nel campo dell'arte. Qui ovviamente la storia si tinge un po' dei colori della leggenda, ma è assai probabile che magari un rapido passaggio presso appunto una delle più rinomate botteghe di Venezia, Tintoretto l'abbia fatto davvero. Certo è che verso già la metà del Cinquecento questa storia era nota. Di sicuro Tintoretto non rimase senza maestri, perché a Tiziano comunque guardò, perché in fondo appunto era il pittore della Venezia cinquecentesca, ma guarderà anche a Raffaello, a Leonardo, a Parmigianino, a Giulio Romano, ma più di tutti guarderà a Michelangelo. Un passaggio in bottega però Tintoretto lo fece e presso la bottega di uno degli allievi di Tiziano, Bonifacio De Pitati. Qui avrà modo e l'occasione di confrontarsi anche con altri giovani artisti come Jacopo Bassano e lo Schiavone. Ma chi era in fondo questo giovane pittore che già a 18 anni si faceva chiamare maestro e che era iscritto presso la Fraglia dei Pittori? Potremmo dire che il momento in cui Tintoretto fa la sua comparsa, fa la sua irruzione sulla scena artistica veneziana è il 1548. Aveva infatti ricevuto un'importante commissione da una delle più prestigiose istituzioni locali, la Scuola Grande di San Marco. Per questa scuola avrebbe infatti dovuto realizzare un telero che narrava uno dei miracoli del santo protettore della scuola e protettore della città, appunto San Marco. L'opera sarebbe dovuta essere appesa nella parete della sala capitolare, una parete però impegnativa perché presentava due grandi aperture e la luce da queste aperture filtrava verso l'interno della sala, quindi impedendo un po' la vista così chiara verso la parete sulla quale poi avrebbe dovuto posizionare la sua opera. Ma Tintoretto, come era suo solito, si recò sul posto, studiò con attenzione, con cura, dove sarebbe stata appesa la sua opera, studiò l'incidenza della luce che avrebbe potuto avere appunto sul soggetto rappresentato e anche la distanza con la quale sarebbe stata vista. Quello che riuscì a realizzare fu salutato veramente come, potremmo dire, un manifesto artistico rivoluzionario. Fu tanto lo scalpore che suscitò quest'opera, tanto che fu quasi definita un miracolo della pittura. In realtà appunto parlava di quello conosciuto da tutti come il miracolo dello schiavo. Narrava appunto uno dei miracoli compiuti da San Marco, ossia la liberazione di uno schiavo dalle torture impostogli dal suo padrone. Lo schiavo si era infatti recato a Venezia per porre omaggio alla tomba di San Marco contro il volere del suo padrone. Al suo ritorno il padrone voleva per questo torturarlo, accecandolo e spezzandogli le gambe. Quello che ci fa vedere Tintoretto è una scena davvero maestosa. Ci sembra di entrare in uno spettacolo, in una rappresentazione teatrale, un modo di realizzare, anche di narrare un episodio che poi nel corso del tempo avrà un gran successo. Molti artisti vi si ispireranno. Tintoretto viene chiamato già viene salutato già come un artista proto-barocco, proprio per queste sue caratteristiche. Certo è che appunto quello che ci fa vedere ce lo mostra disposto come su un palcoscenico, ci sono quasi gli spettatori ad assistere a questo mancato martirio come se fossero un coro di spettatori appunto a guardare quello che sta avvenendo.
Quello che ci trascina all'interno invece di questa rappresentazione, perché poi Tintoretto voleva che chiunque vi si accostasse si sentisse partecipe dell'evento che stava letteralmente narrando, è il corpo straordinario dello schiavo a terra, perché noi lo vediamo in questo scorcio audacissimo in cui il corpo nudo viene letteralmente investito dalla luce. Attorno a lui ci sono i carnefici e tutti gli strumenti che hanno utilizzato per accecarlo, per spaccargli le gambe, ma tutti sono spezzati grazie all'intervento del santo che si precipita come tuffandosi per salvare il servo, in un'audacissima anche qui sperimentazione con questo che sembra un vero e proprio tuffatore che dal cielo si fionda sullo schiavo. E qui anche l'effetto della luce gioca con la drammaticità del momento. Infatti vediamo il santo in ombra, mentre appunto, come dicevo, il corpo dello schiavo è totalmente immerso nella luce. E poi ci sono questi colori che sono straordinari, che riflettono effettivamente la luce che Tintoretto usa in questo modo così scenografico e così drammatico, e che ci fanno vedere anche come utilizzasse la sua pennellata, a volte molto accurata, mentre a volte sembra data quasi in una pittura a fresco, in questo modo facendo risaltare anche il plasticismo michelangiolesco dei corpi che vediamo anche in primo piano, come quello degli uomini con la cotta di maglia o con la cotta in cuoio. Tutto questo dovete suscitare davvero una grande ammirazione. Venivano improvvisamente rivoluzionati quelli che erano i canoni per eccellenza della pittura, ossia l'invenzione, il disegno e il colore. Qui si trova la sintesi perfetta, come ebbe a dire Carlo Ridolfi, il suo più autorevole biografo dell'epoca, la sintesi perfetta tra il colorito di Tiziano e il disegno di Michelangelo. Fu così tanto il clamore di questo capolavoro che perfino il flagello dei principi, così considerato Pietro Aretino, molto amico di Tiziano, lo lodò e lo lodò non poco, tanto da suscitare anche le ire dell'anziano maestro. Ma da qui in poi potremmo dire che l'ascesa di Tintoretto diventa quasi inarrestabile, fioccano le commissioni, le opere da realizzare, e Tintoretto non si tirerà mai indietro di fronte a nessuno, accetterà qualunque sfida, qualunque proposta, cercando di lavorare più velocemente degli altri artisti e anche a minor costo, con un prezzo decisamente economico più vantaggioso. Pensate che in certe situazioni Tintoretto chiederà esclusivamente il costo dei materiali che aveva dovuto utilizzare per la realizzazione dell'opera. Questo gli causerà di sicuro molti apprezzamenti da parte dei committenti, ma anche molte critiche da parte invece degli altri artisti che si contendevano la piazza veneziana. Ma se volete scoprire tutta l'inventiva di Tintoretto e anche veramente la sua forza, la sua energia, recatevi presso la Scuola Grande di San Rocco. Qui Tintoretto trascorrerà 20 anni della sua vita, creando un programma iconografico ricchissimo e articolato. Qui la sua libertà anche di invenzione gli permetterà di lasciare il segno con dei capolavori straordinari, tanto che la Scuola Grande di San Rocco viene in qualche modo considerata come la sua Cappella Sistina. Ma se poi volete invece avvicinarvi all'intimità di Tintoretto, bisogna recarsi presso la Madonna dell'Orto. Anche qui Tintoretto ha lasciato numerose opere, ma qui soprattutto è dove riposa. Qui c'è la sua tomba, insieme a quella dell'amatissima figlia Marietta, la sua primogenita, una bimba che aveva cresciuto accanto a lui, l'aveva voluta in bottega e le aveva insegnato il mestiere del pittore. Tant'era affezionato a questa bimba e tanto anche le doti della bambina si erano rivelate molto affini a quelle del padre, che la vestiva da maschietto e si faceva accompagnare da lei presso gli incarichi che riceveva. Questo ovviamente perché all'epoca non era di certo consentito a una bimba accompagnare il padre, accompagnare insomma un pittore
presso i suoi incarichi, anche se questo pittore appunto era il padre. Ma poi sono veramente tanti i percorsi che a Venezia ci fanno scoprire chi fosse Tintoretto e quale segno ci ha lasciato. Ma non solo a Venezia, le opere di Tintoretto le possiamo poi trovare a Firenze, a Modena, a Milano, e tutto questo e molto altro io ho cercato di raccontarlo nel libro appunto che introduce la vita dell'artista, ma soprattutto poi ci porta a scoprire le opere di Tintoretto disseminate a Venezia e anche nelle altre città. Ma qualunque sia poi il vostro itinerario, il vostro percorso prescelto, prendetevi tutto il tempo necessario per potervi davvero far coinvolgere dalla sua pittura e per lasciare che le sue opere vi parlino con un linguaggio come quello di Tintoretto, che appunto era estremamente narrativo. Ecco, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, ringrazio la Biblioteca Augusta per questa occasione e speriamo davvero di poter riprendere le nostre visite ai musei, alle chiese, alle gallerie e alle scuole che tanto amiamo per poter scoprire le opere degli artisti che hanno reso grande la nostra bella Italia.